Ci siamo allora, possiamo partire, buon pomeriggio, ci ha fatto una sorpresa il nostro regista oggi, eh? Stella. Sì, vabbè, ma crea l'audience questa sorpresa. Infatti, non l'audience dell'odio, eravamo un po' a telecamere spente e sono comparse. Buon pomeriggio, allora, buon pomeriggio da parte di Franco Segreto per Replay per questo lunedì 23 settembre 2019. Stella Battaglia che è qui con noi, la nostra collaboratrice, l'abbiamo già presentata, oggi rossonera come il diavolo, però siete state sconfitti, mannaggia, con l'Inter, nel derby. Però non sono milanista, Ah no? No, e perché ti sei vestito di rossonero? Perché mi piace il colore rosso. Pippo Gatto, nuovacosenza.com, grazie Pippo per essere qui con noi, sei stato a Benevento, poi ci dirà perché ha parlato di partita sporca Pippo Inzaghi, non ne poteva venire a capo e poi grazie a quel regalo del Cosenza, insomma, hanno portato 3 punti pesantissimi per la formazione beneventana delle streghe giallorosse. Grazie a Davide Franceschello, di Media Terrona TV e del Corriere Sportivo di Calabria, salutiamo anche il nostro amico Gianfranco Morelli e grazie a Cosenza Channel Antonio Clausi. Grazie Antonio. Allora, Stella, che dici? No, dico che lì il posto di Aldo non c'è. Aldo oggi non c'è. Lo salutiamo da qui perché ha detto che ci avrebbe seguito da Roma. Ah sì, perché a Roma per impegni attraverso la nostra app di famiglia, esattamente, quindi salutiamo Aldo Cenamo che sarà con noi la prossima settimana. Allora, dopo aver presentato gli ospiti, io direi di partire con quelli che sono stati appunto i risultati della Serie B. Il Cosenza, come sapete, è stato sconfitto, l'abbiamo appena detto, a Benevento per 1-0 sui titoli di coda, mentre il Crotone è sconfitto anch'esso, non è andata bene questa, questa giornata per le formazioni rosso-blu, entrambe calabresi, è stato sconfitto, dicevo, per 2-1 a Cremona. Ma andiamo a vedere subito i risultati, Stella, con la relativa classifica generale. Enzo Leonetti regia, grazie, Massimo Fino alla Camera e poi Francesco Camposani e Luca Chito alla messa in onda. Andiamo a vedere i risultati, grazie. Andiamo a richiedere i risultati di Serie B. Benevento Cosenza 1-0, Chievo Pisa 2-2, Cremonese Crotone 2-1, Empoli Cittadella 1-0, Frosinone Venezia 1-1, Juve Stabia Ascoli 1-5, Livorno Pordenone 2-1, Pescara Virtus Entella 1-1, Spezia Perugia 2-2, Trapani Salernitana 0-1. E questo è stato il posticipo, Pippo, di ieri sera. Adesso come strano il calcio, tutta la dirigenza del Trapani contro l'arbitro di turno, chissà perché. Ma dai, ogni volta che c'è la Salernitana in mezzo guarda caso. Ci sono queste polemiche, però ci stanno, anche perché chi ha visto la partita un po' giustamente sono arrabbiati, rigore che si poteva dare, non si poteva dare, però quando perdi tutte le scuse sono buone per... Poi parliamo anche della querela tra Cavaracci e Sebastiani perché ha fatto il giro nazionale, e poi parleremo anche di quella. Andiamo a vedere la classifica generale. La classifica generale di Serie B. Al comando vai. Benevento e Virtus Entella con 10 punti, Ascoli Salernitana 9 punti, a seguire Pisa, Empoli, Perugia con 8 punti, Pescara 7, Pordenone Cremonese 6, Chievo, Crotone 5, Spezia Venezia, Frosinone 4 punti, Livorno Cittadella 3 punti, Cosenza Juve Stabia 1 punto, chiude la classifica il Trapani con 0 punti. Pippo, partiamo da te, questa classifica piange per quanto riguarda il Cosenza, il Crotone è messo meglio, poi il Crotone è domani, vi ricordo che martedì ci sarà l'infrasettimanale, il Cosenza ospiterà il San Vito Marulla, il Livorno che ha vinto la prima partita proprio nell'ultimo turno contro il Pordenone, mentre il Crotone battuto a Cremona ospiterà invece la Juve Stabia. Pippo, un primo giro su questo discorso del Cosenza, dai. Guarda, ti riporto un po' la discussione che abbiamo avuto con il mio compagno di merende, fra virgolette, con Giuseppe Milicchio. Che salutiamo, lo salutiamo. Ci troviamo sempre nelle trasferte a lavorare e con i complimenti non si va da nessuna parte, perché guardi nudi e crudi i dati, i numeri dicono che tu sei al terzissimo posto, con un solo punto in classifica, un solo gol fatto dopo 4 partite e anche la quinta miglior difesa del campionato. Questo però bisogna anche spezzare la lancia e dire qualcosa. La più bella partita vista in assoluto del Cosenza, decisa da una furbata di Letizia che ha tirato subito l'angolo, cogliendo di sorpresa un po' tutta la squadra, e Cosenza che a mio avviso non assolutamente meritava questa sconfitta, venuta dopo che hai dominato anche andando a guardare i dati statistici,
Cosenza 5 tiri in porta, il Benevento 3 tiri in porta, incluso il gol. Questo Armenteros che ci purga per la seconda volta di fila, è successo anche l'anno scorso. A me sembra più un'autorete. Diciamo che il gol era là e quindi non è che... Però Armenteros stava lì e stava... come è successo, aveva riaperto la partita, stavamo pareggiando l'anno scorso, mi pare 2-2, poi abbiamo perso 4-2, non so, vedete un'altra. Volevo arrivare al punto e dire, per me è stata la partita più bella in assoluto giocata fino ad oggi al Cosenza. Pippo, ma l'hai detto Cosenza prima, che sta facendo le partite belle, giocare bene come Sarri, non ha vinto nulla, voglio dire, no? Interessano i punti, in questo momento il Cosenza ha bisogno di punti. I complimenti non fanno classifica, questa è la sostanza dei fatti. Il Cosenza sta facendo un precampionato durante il campionato, perché il problema lo sappiamo tutti, i giocatori arrivati all'ultimo momento hanno condizionato un po' il rendimento, lo diceva anche oggi Braglia in conferenza stampa, sono giocatori che ancora non sono pronti e quindi alla fine paghiamo dazio col fatto che... Che bella immagine che c'ho sempre su di me, grazie alla regia. Fai precampionato durante il campionato, cioè alla fine tu adesso stai assestando la squadra giocando in questa maniera. Davide Franceschello, allora Pippo una cosa l'ha detta, la sostiene Aldo Cennamo un po' da tempo, ho letto anche qualche tuo post su Facebook, giustamente, questo Cosenza che è partito in ritiro con pochi giocatori, come sostiene Braglia, e adesso Pippo lo ha rimarcato, sta sostenendo il precampionato nelle prime gare di campionato, tant'è che stamattina ha detto, c'ero pure io in conferenza stampa, che Cosenza da qui a metà ottobre, dice, vedremo poi il vero Cosenza, che tutti quanti prenderanno il passo del campionato e staranno tutti sullo status quo naturale. L'analisi è chiara, è evidente, è oggettiva, non è un'analisi soggettiva, cioè, ci troviamo di fronte a un organico che è arrivato pian piano, in vari step, a disposizione di Braglia, che a luglio aveva 13 giocatori, ricordiamo tutti, di cui 4-5 già destinati, si sapevano già destinati ad altre, Barone, in altre squadre, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che ci sono giocatori che hanno diverse fasi di allenamento nelle proprie gambe e questo tutto si vede nella partita. Io ho notato chiaramente giocatori con le mani sui fianchi nel finale di gara, e questo che cosa comporta? Comporta poca lucidità nel finale, come assolutamente becchiamo gol assolutamente sempre nei minuti finali, proprio perché la preparazione atletica non è quella ottimale, e viene a mancare un po' di lucidità e magari si commettono le solite disattenzioni di cui siamo vittime. Come dice Pippo, i numeri sono importanti nella gara, nell'analisi di una partita, però se dobbiamo lavorare in termini di prospettiva dobbiamo pure pensare e vedere che cosa invece questa squadra sta producendo in termini di gioco, cioè andare a Benevento, che è secondo me la squadra più forte del campionato, e dominare a centrocampo con una padronanza tecnica di assoluto livello, perché abbiamo visto giocatori come Canutè, come Greco dominare la scena e mettere in ombra assolutamente giocatori come Viola e nella partita precedente il nostro ex Palmiero. Quindi io penso che bisogna, e la tranquillità che ho sentito stamattina nelle dichiarazioni di Braglia partono proprio da questo presupposto, cioè che c'è una squadra che è convinta dei propri mezzi e che potrà ottenere risultati soltanto quando il tempo gliene darà l'opportunità, perché bisogna raggiungere la maturità, l'amalgama, i giocatori si devono conoscere. Rivière è arrivato e non sa nemmeno come gli verrà passata la palla, come scambiare con Maciacci, che tutte e due erano all'esordio quasi, diciamo, in campionato, quindi pretendere che questa squadra sia all'optimum già alla quarta giornata, con tutto quello che è successo e di cui tutti siamo a conoscenza, secondo me non va a completare l'analisi che deve essere, per essere oggettiva ed essere corretta, deve essere fatta in questi termini. Ci vuole ancora un altro mese purtroppo per arrivare in piena forma, e in questo periodo ci doveva aiutare un po' di fortuna che invece non abbiamo avuto per le innumerevoli, insomma, quelle poche disattenzioni che ci sono state e che ci relegano in fondo alla classifica. Io penso che invece un Cosenza a 4 punti sarebbe stato il punteggio ideale per questa Sentiamo Antonio Clausi, però io volevo leggere un messaggio di un nostro fedelissimo Stella, che è l'amico Massimo Dionesalvi. Lui ha inquadrato la gara di Benevento e ci ha detto secondo lui 3 cose, questa la giro ad Antonio Claus. Siamo una squadra forte in difesa, il Cosenza, lo ha appena detto Pippo Gatto e l'ho rimarcato stamattina
il tecnico, perché mi pare che sia la quinta miglior difesa del campionato, e pure a centrocampo. Poi si hanno delle evidenti lacune negli ultimi 16 metri in zona gol, e forse ancora il Cosenza non è al top della condizione fisica generale. Una squadra forte in difesa che però prende un gol da Polli contro il Pescara. Ma prende guarda caso negli ultimi minuti. E un gol ancora più da Polli contro il Benevento. Quindi squadra forte in difesa sì, però con un'attenzione che nel momento topico viene meno. Sì. Quindi sì, ci sono buone qualità, però se viene meno quella principale, viene meno tutto il castello. Per il resto, Franco, mi trovo sulla stessa linea d'onda di Pippo. Alla fine con i complimenti non si va da nessuna parte. Non si va da nessuna parte ed è chiaro che l'unico modo per uscire da questa situazione è attendere, non essere frenetici e dare modo... Ci vuole pazienza. Sì, dare modo alla squadra di lavorare. C'è una cosa che non si sottolinea in questo periodo, che però è giusto evidenziare. Prego. Il fatto che il Cosenza abbia iniziato ad allenarsi sul terreno del Marulla, e parlo di allenamenti, appena 3-4 giorni fa, per la prima volta dall'inizio della stagione, e rifiniture escluse sostanzialmente. Quindi il Cosenza sul San Vitino non aveva nemmeno modo di provare profondità, sovrapposizione, sulla lunga misura, e questo è chiaro che oltremodo influisce poi nelle performance domenicali. È tutto un miscuglio di situazioni che hanno portato il Cosenza ad ancorarsi per il momento lì. Domani sera è l'occasione, giusto, è l'occasione migliore per levare lo 0 da questa casella, iniziare a macinare punti, anche perché oggettivamente, paragonando sulla carta i due organici, io credo che il Cosenza sia superiore a quello del Livorno, reparto per reparto, e credo anche uomo per uomo. Detto questo, il Livorno, sotto pressione dalla propria piazza, è riuscito a cogliere un'importante vittoria, anche abbastanza frizzante, contro il Pordenone. Stessa cosa, a mio avviso, può fare domani il Cosenza, con, ribadisco, tante volte, perché ripeterlo giova, il Livorno è una squadra totalmente alla portata del Cosenza, sicuramente di qualità differente rispetto alle prime 4 che Piero Braglia ha affrontato. Benissimo, allora Sara, andiamo a vedere gli highlights della partita di Benevento Cosenza. Enzo Leonetti, vediamo un attimino quello che è successo. Ringraziamo Anna Franchino, grazie. Questa è la partita peggiore che ci potesse capitare, sia per avversario, che viene da 2 sconfitte penso immeritate, dopo aver fatto una partita a Crotone molto bene. Aveva chiesto massima attenzione mister Inzaghi solo ieri nel pre-gara, parlando dei Lupi come un avversario ostico che non meritava le sconfitte subite fino a qui, e oggi al Vigorito, come al solito, la formazione calabrese gioca alla pari al cospetto delle grandi, contiene le folate degli avversari ma torna a casa a mani vuote. È accaduto con la Salernitana, con il Pescara, e la storia si ripete anche oggi con il Benevento, che ringrazia e vola in testa alla classifica. Il primo tempo scivola via senza troppi sussulti, le due squadre giocano sul filo dell'equilibrio, e quando si fanno vedere dalle parti di due estremi difensori, le conclusioni sono imprecise e neutralizzate senza particolari problemi. Le streghe provano a costruire, ma i Lupi chiudono bene gli spazi, e così si arriva alla pausa con l'unico sussulto che è dato dal traversone insidioso di Legittimo al 47esimo, che mette paura alla retroguardia campana. Nella ripresa il leitmotiv è sempre lo stesso, botta e risposta da una parte all'altra. All'8° Manfredini costretto alla parata miracolosa sul colpo di testa di Rivière, mentre in area rossoblù Corsi in scivolata si oppone al tiro a botta sicura di Improta. Poi un episodio che fa infuriare i padroni di casa, che chiedono il rigore per questo mani in aria, che il direttore di gara evidentemente ritiene involontario. Dopo la girandola di cambi si arriva allo scadere e il neoentrato Armenteros mette al 39esimo i brividi ai silani, quando sul traversone di Insigne svetta più in alto di tutti ma in ritardo e indirizza la palla alta sulla traversa. È il preludio al gol, che si concretizza in pieno recupero e sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Armenteros ci mette la zampata vincente, che fa esplodere di gioia lo stadio beneventano e condanna il Cosenza alla 3ª sconfitta consecutiva. 3 sconfitte consecutive, diceva la collega Anna Franchino. Brucia questa sconfitta, signori miei che ci seguite da casa, perché in effetti il Cosenza, come sostenevano i colleghi che sono
oggi ospite qui da noi al Replay, Cara Sera Battaglia, ha disputato una buona partita. A perdere poi sui titoli di coda al 93esimo, insomma, lascia l'amaro in bocca, ma che amaro, signori miei. E allora, Pippo, stamattina abbiamo sentito Piero Braglia perché Avevo una domanda per Pippo. Ah, prego. Ho calcolato anche la tempistica, perché di solito quando inizia a parlare Pippo praticamente andiamo in Parte la pubblicità. Adesso, sì. se faccio adesso la domanda forse riesce a darci Deve tutta la essere risposta. più conciso della risposta, ho capito, vai. Allora Pippo, come ti è sembrato questa mattina Mister Braglia in conferenza stampa? Secondo te ha assorbito l'amara sconfitta del Benevento? Assolutamente sì, voleva già parlare a fine partita a Benevento e ovviamente non puoi parlare che ancora la squalifica la devi scontare fino al termine della giornata. Certo. Era lì che non stava più nella pelle perché voleva raccontare quello che ci ha detto oggi. Era tra altre cose molto allegro, disponibile, chi lo conosce sa che lui c'ha un caratterino niente male, come il mio, un po' da orso, insomma. No, scherzo mister, tu sei proprio bravissimo e sei in gamba. Ma perché vi beccate di solito? No, scherziamo, vi beccate sempre, no, in maniera proprio simpatica. Due coetanei, tra altre cose, che ci si prende in giro, voglio dire, alla fine la gente non è che capisce che stiamo scherzando, tra altre cose, ovviamente dicendo magari qualche parolina così, ma è sempre a livello di Però io battuta. stamattina ho visto il mister che ti rincorreva con una scopa. Assolutamente sì. Con una scopa? Sì, è incredibile. E lui ovviamente seduto cacca la e non l'ho mano e visto. carica il 3, c'ha il 3 e me lo mette Per nel favore, piatto. Antonio Trausi, se non riesce a dare la risposta. Diciamo che il tecnico, anche lo avete visto venerdì, ricordo molto allegro perché giustamente vedendo l'organico, vedendo i giocatori, il potenziale che ha nelle mani, lui è tranquillo da questo punto di vista. È ovvio che i risultati alla fine devono arrivare e arriveranno a mio avviso. Io voglio solamente spezzare una lancia a favore di Corsi, che qualcuno ha criticato, addirittura ha messo un brutto voto in pagella. In quel momento, se vedete il gol che abbiamo preso, no vabbè, però ci sta. Enzo, ci puoi far vedere, vediamo se Enzo Leonetti ci riesce a prendere l'ultima immagine, l'immagine del gol del Benevento. Corsi insieme agli altri compagni stava parlando e Letizia ha tirato subito mentre erano quasi tutti di spalle e stavano cercando di organizzare la difesa. Sì, è vero. È stato bravo Letizia a quel punto a muoversi senza dargli il tempo. Quella era un po'. E Corsi a mio avviso ha fatto una sola Eccolo qua, partita. Pippo, aspetta, fermi immagine. Qua stanno parlando. Fermi immagine, prima del gol. rivediamo, replay. Se vedi prima del gol. Armenteros, replay, così poi ci andiamo. Se vedi un attimino prima del gol. Quando Sì, ho visto che 1 e 2 sono voltati, ma in effetti Braglia ha detto che erano 7-8 i nostri. Stavano mettendo a posto la difesa, non ha ma sbagliato erano tutti, tranquilli, non ha hanno sbagliato sbagliato tutti, non hanno sbagliato nessuno. Guarda. Erano tutti abbiamo fuori. sbagliato perché abbiamo preso il gol. No, È un Non peccato. avessero sbagliato non tutti. avremmo pareggiato. Quando sbagliano tutti, Ma nessuno vuole dare colpe. No, per carità, però dire Però che l'analisi c'è una oggettiva va responsabilità a Sciaudone o a... è tutto il blocco lì, perché come diceva ma Braglia cominciare da stamattina, Monaco che è rimasto fermo in difesa, no? Ma io non voglio fare nomi, però Monaco l'ha sono fatto concorsi Braglia, perché il nome, era sulla traiettoria e doveva andare lì è che li a dobbiamo ostacolare, mentre quello sta tirando, giustamente Letizia, furbo, ha provato a buttarla subito, come quando succedono con le punizioni, quando l'arbitro ancora deve fischiare, dipende dall'arbitro, tiri subito la punizione e vai a fare gol. Qua è successa la stessa cosa, però la colpa è quella di non essere stati attenti, di non essersi, solo quella la colpa puoi fare a tutto quanto il gruppo, e voglio che ti arrabbi. È l'occasione che ha fatto, come si dice, che fa l'uomo ladro, no? Io direi ad Enzo Leonetti, perché abbiamo pochi minuti, dobbiamo andare in pubblicità, se riusciamo a metterci in contatto, 2 battute al volo con Alessandro Russo e poi subito dopo a seguire avremo anche il presidente del Crotone Calcio Gianni Vrenna, vedremo anche gli highlights della sconfitta appunto del Crotone a Cremona. Allora, qualche altra cosa su Benevento però prego, ci mancherebbe, no, volevo farti la domanda sulle disattenzioni del Cosenza perché l'ho fatta a Braglia, tu hai sentito la conferenza, se queste disattenzioni che si stanno diciamo accavallando una dietro l'altra nei finali di gara dipendono da un problema come dire, di poca attenzione, poca determinazione o anche di problema di stanchezza fisica. Faceva anche caldo. Lui ha detto di poca attenzione, Sì. io ritengo che sia un po' l'uno e un po' l'altro, come ho avuto modo di dire prima. Sì. Nel momento in cui la preparazione atletica è quella che è, non in tutti i membri del gruppo, perché varia. C'è Rivière che si è allenato 3 giorni, Maciaccio 15 giorni, Monaco si è allenato dall'inizio. Nel momento in cui, e io parlo da ex atleta perché io... Ti posso bloccare un attimo che abbiamo Alessandro che poi... Pronto?
Sì, buonasera. Grazie Alessandro per essere intervenuto. Allora, stavamo parlando del Cosenza, questa disattenzione, della conferenza di Braglia che adesso faremo ascoltare. Dacci una tua visione su questa situazione del Cosenza in fondo alla classifica. Non è un bel vedere, insomma. No, sicuramente, però non è, secondo me, proprio una grandissima sorpresa. Non vorrei sembrare un po' controtendenza, però insomma ci sta che il Cosenza forse magari poteva... Allora, parliamoci chiaro, viste le partite il Cosenza avrebbe meritato quantomeno di avere 4 punti in graduatoria. Perdere contro la Salernitana forse è l'unica sconfitta che non ci stava dal punto di vista, poi però perdere contro il Benevento e magari contro il Pescara sono partite aperte contro squadre che sulla carta sono più forti del Cosenza, ci può stare perdere le partite. Il Cosenza, ricordiamo, ha un obiettivo, quello della salvezza anticipato all'ultima partita, che dir si voglia, dunque c'è da resettare velocemente, nonostante la sensazione negativa nel guardare la classifica, nel vedere il Cosenza quasi in fondo alla graduatoria, ma c'è anche da fare un sano realismo, perché il campionato è solo all'inizio e il torneo da subito un assist ai lupi, quello di ospitare in casa il Livorno domani sera allo stadio San Vito Marungla. Con una vittoria tutti questi discorsi ormai sarebbero già superati, e dunque è un Cosenza che deve resettare velocemente, cercare di essere molto pratico, perché il campionato di Serie B è un campionato molto complesso, molto strano, ci sono squadre neopromosse che sono lì in cima, probabilmente tra 3-4 partite saranno già nella zona del Cosenza. L'esperienza dice che bisogna tergiversare, tenere palla, e soprattutto il Cosenza ha una necessità inderogabile, che l'ambiente faccia quadrato in maniera durissima, fortissima intorno alla squadra. Su questo siamo d'accordo tutti, siamo d'accordo. È l'unica arma vincente che ha il Cosenza. Lo scorso anno i lupi si sono salvati solo ed esclusivamente per questo motivo, che la città, l'ambiente, la tifoseria dell'intera provincia si è stretta intorno alla squadra e l'ha spinta letteralmente alla salvezza. Perdeva, vinceva, contava poco. Ad un certo punto la squadra ha innescato la marcia grazie al pubblico. Non dimentichiamo che il Cosenza lo scorso anno era in fondo alla graduatoria quando è andato a Crotone, seguito da circa 2500 tifosi, ha vinto una partita improbabile e si è rimesso in carreggiata. C'è una differenza, a mio avviso. Quest'anno la squadra dal punto di vista tecnico e anche atletico e di esperienza è una squadra più forte rispetto a quella dell'anno scorso. Nonostante i risultati non arrivino, magari c'è qualche difetto, qualche problematica che riguarda l'attacco, ma la squadra costruita da DS Trinchero è una squadra competitiva, serve una vittoria, ma per trovare questa vittoria, dopo aver analizzato giustamente i motivi, gli errori commessi anche a Benevento in fase difensiva nel finale di gara, c'è da pensare al Livorno, che è una partita importante, se non decisiva, però importante dal punto di vista strategico, perché battendo il Livorno il Cosenza si metterebbe subito in scia con le proprie aspettative, nella zona di lotta, coltello tra i denti per la salvezza. È l'unico antidoto, a mio avviso. Poi gli errori, la situazione, la condizione atletica, i ritardi negli acquisti, ormai sappiamo bene cosa è successo, conta poco. Ora il Cosenza si deve riallineare al campionato, rimettere a posto le cose e cercare una vittoria che possa essere una sorta di toccasana. Grazie Alessandro per il tuo intervento, andiamo subito in pubblicità. Andiamo subito. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Eccoci qua, torniamo insieme per la seconda parte di Replay. C'era Davide Franceschello, però deve dare una comunicazione di servizio. Stella, un attimo. Sì, una comunicazione appena arrivata, giovedì alle ore 15, puntata speciale di Replay. Quindi praticamente fra 3 giorni, no? Fra 3 giorni, sì. Il dopo Livorno, insomma. Il dopo Livorno, puntata speciale di Replay. Volevo fare i complimenti a Alessandro Russo, perché non più, forse tu l'avrai letto, ma non più di ieri o l'altro ieri, avevo scritto esattamente le cose che ha detto lui. Sì. Questo secondo me è il modo giusto per affrontare questa situazione in questo momento. Sì. Le problematiche sono oggettive, le conosciamo tutti e quindi è inutile ritornarci sopra. Quello che in questo momento serve affiatamento tra i giocatori e soprattutto con il pubblico, con i tifosi che in questo momento devono sostenere la squadra. E quindi domani l'invito
è quello di venire allo stadio e sostenere questa squadra che, ribadisco come ha detto Alessandro Russo, ma questo è un refrain che io sto portando avanti da molti giorni, questo è un organico molto più, ma non di poco, ma superiore, di 10 volte rispetto a quello dell'anno scorso, perché i signori Greco, Lazzar, Maciac, ma la stessa conferma di Sciaurone, Rivière che è arrivato, ha giocato sempre in Ligue 1, in Premier League, eccetera, eccetera. Il Cosenza non li ha mai avuti questi giocatori di questo livello, nemmeno ai tempi d'oro come qualcuno riporta, perché quando sono arrivati i giocatori come Gioacchini, Lucarelli, eccetera, Padovano, non erano Venturini, non erano nessuno, sono diventati giocatori importanti a Cosenza. Invece oggi, grazie al direttore sportivo Trinchera, abbiamo avuto dei giocatori, sono arrivati dei giocatori, Monaco è stata una colonna del Perugia per 3 anni, Schiavi è il capitano della Salernitana per 7-8 anni. Quando mai abbiamo avuto questi giocatori di questa esperienza voluti espressamente dal tecnico Braglia? Quindi non possiamo che aspettarci bene da questa squadra. Poi deve venire il cataclisma, perché questa squadra è successo l'anno scorso al Crotone, aveva una signora poi squadra, ne parleremo del Crotone, entreremo nel vivo del Crotone. Però bisogna credere in questi giocatori, in questa squadra, nella forza, nella guida di Braglia e giocare su questo, sostenere assolutamente la squadra, e questo dovrebbero fare, secondo me, come ha fatto Alessandro Russo, tutti i miei colleghi, i tuoi colleghi, i nostri colleghi. Allora, c'è Alessandro, dunque, vediamo qua, un nostro carissimo amico, Alessandro De Rango, che ci scrive, dunque, eccolo qua, l'ho preso a volo, siamo tutti di fronte, manda i saluti a tutti, complimenti per la trasmissione, siamo tutti, dice Alessandro De Rango, di fronte ad una situazione di classifica difficile e particolare, ci ritroviamo a dover vincere domani contro il Livorno, perciò rivolgo un appello all'unità per conquistarci i primi 3 punti, un appello a raccogliersi, ad azzerare le polemiche, a tirare fuori le energie per un obiettivo comune come sa fare la città di Cosenza e tutta la sua provincia. Andiamo tutti allo stadio, senza posti voti, facciamo vedere cosa e quanto vale Cosenza. A chi mi rivolgo? Io mi rivolgo anche alla proprietà del Cosenza Calcio, dalla proprietà all'ultimo dei tifosi. Ora dobbiamo avere solo un pensiero nella testa per questo obiettivo che resta la salvezza. Alessandro De Rango, che salutiamo. Un saluto e un abbraccio all'amico Alessandro, che sta benissimo, quindi mi pare che abbia raccolto il pensiero di Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport e naturalmente di quello che è stato detto prima anche da Davide Franceschelli. Introduciamo il Crotone perché tra poco ci metteremo in collegamento con il presidente Gianni Vrenna. Crotone che ha perso a Cremona per 2-1, andiamo a vedere gli highlights e poi torniamo subito in studio, va bene Antonio? A posto. Highlights di Enzo Leonetti di Cremonese Crotone, grazie. Frena bruscamente la sua corsa in Lombardia il Crotone, che contro la Cremonese non riesce a conquistare il 4º risultato utile consecutivo e trova la prima sconfitta stagionale. La squadra di Stroppa offre il fianco ai grigiorossi, che partono subito forte e dopo pochi minuti tirano un sospiro di sollievo quando Cordaz ci mette una pezza sul tiro insidioso di Ceravolo. Ancora lui è il protagonista poco dopo e sbaglia la deviazione in aria mandando di poco a lato. L'appuntamento con il gol è rimandato di pochi minuti quando Ceravolo risolve una mischia in aria e fa esplodere lo Zini. Il Crotone non si perde d'animo e pareggia al 28esimo con un preciso colpo di testa di Zanellato sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla 3/4. La squadra di Rastelli però non si perde d'animo e raddoppia al 43esimo. Palombi riceve palla da Renzetti sulla sinistra e si invola verso l'aria, tallonato da 3 difensori. Il suo tiro angolato non lascia scampo a Cordaz. Nella ripresa i pitagorici provano a raddrizzare la sfida, ma alla fine dei 90 minuti devono arrendersi al risultato maturato nella prima frazione. Stroppa nel post gara dice: paghiamo una partenza poco incisiva. Eravamo posizionati, una mancanza di lettura, di capacità di fare le cose. Diciamo che eravamo un po' addormentati ai primi 20 minuti e quindi quando concedi gratuitamente, al di là della bravura dell'avversario, alcune situazioni, è normale che poi giochi a rincorrere, e rincorrere qui non è semplice. Abbiamo creato anche delle situazioni, potevamo essere più bravi, vado a fare i soliti discorsi, però sicuramente potevamo fare di più. Ok, Crotone ha giocato bene, sicuramente potevamo fare di più, però di fronte aveva una corazzata, perché il mercato che ha fatto la Cremonese è sotto gli occhi di tutti. Giustamente diceva Davide,
mentre vedevamo gli highlights c'è Ceravolo che è un animale d'aria di rigore, quando ci sarà pure Ciofani, ex Frosinone, insomma. Basta leggere l'11 della Palombi. Valzania pure, no? Palombi, Castagnini. Basta leggerlo. Palombi. La rosa della Cremonese è la migliore rosa. La Cremonese è stata la squadra che ha operato meglio, utilizzando ingenti risorse sul calciomercato. Crotone però ha giocato bene. Ha giocato bene, è chiaro. Poi Tant'è che la Cremonese ha aperto la campagna. L'anno scorso la Cremonese partiva, magari non con questi favori del pronostico, dei pronostici, adesso la si pone ai primi posti, primo e secondo posto. L'anno scorso si parlava di una Cremonese buona per fare i playoff. Beh, si è salvata dopo. Dimmi del Crotone. Il Crotone, Franco. Vediamo se abbiamo il presidente Vrenna, Leonetti, grazie, il collegamento. No, vai. Ok. Crotone è una formazione che innanzitutto è partita con il piede giusto. Poi ci sta a perdere a Cremona, Franco. Sì. Ribadisco, analizzare l'organico della Cremonese, paragonarlo a quello di tutte le altre formazioni, credo esclusione fatta per Benevento e Frosinone, e quindi si può semplicemente trarre una conclusione da sé. Si parlava di giocatori come Ciofani, come lo stesso Ceravolo, Palombi, eccetera, eccetera. A precisa risposta al direttore Trinchera: caro direttore, è possibile con queste risorse del Cosenza vedere un calciatore del genere in rossoblù? La risposta è stata inequivocabile: è impossibile. Quindi se una formazione parte con Ciofani e Ceravolo da zero, Togliendolo al Frosinone. Esattamente. Vero, ha una diretta concorrenza. E altre 18 squadre non partono con Ciofani e Ceravolo, c'è una differenza in partenza. Benissimo, ecco, ci fanno segno alla regia, dovremmo avere in collegamento il presidente del Crotone Gianni Vrenna. Vediamo se è al telefono. Pronto, presidente? Ciao. Buonasera, grazie. No, grazie a lei per aver accettato come al solito l'invito, è sempre squisito, è disponibile. Presidente, abbiamo fatto ascoltare poc'anzi le dichiarazioni del suo allenatore, di Giovannino Stroppa, ha detto il Crotone ha giocato bene, però potevamo fare qualcosina di più. Lei cosa dice di questa sconfitta di Cremona? Sicuramente, dopo una sconfitta è naturale che, voglio dire, ti viene spontaneo dire che potevi fare molto di più, che eravamo nelle condizioni di poter fare molto di più. Che Cremonese ha visto, Presidente? Si parlava di questo attacco, insomma, di Serie A con Ceravolo, Ciofani che era in panchina, eccetera, insomma. Non vorrei screditare nessuno, ma praticamente la Cremonese contro di noi, purtroppo siamo stati noi ingenui, forse dei poveri. Non giocava con palla a terra, ma solo lancia, scavalcare la difesa, e per 2 volte ci siamo trovati, no? Sì. In difficoltà, e pertanto abbiamo preso gol. Eravamo riusciti a racciuffare il pareggio, abbiamo iniziato a giocare, dopodiché abbiamo avuto un infortunio di Barbelli, ciascuno un attimino scombussolati i piani, però nulla a togliere a Gomlet che è entrato con la stessa determinazione. Secondo tempo 0 tiri in porta da parte della Cremonese, ma noi abbiamo fatto poco in avanti. Benissimo, allora qualche domanda degli ospiti in studio, vediamo. Antonio Clausi di Cosenza Channel. Presidente, buon pomeriggio. Io volevo chiederle, in un campionato dove comunque non pare esserci ad oggi una vera candidata diretta alla promozione, ci sono le favorite, è chiaro, il Crotone che obiettivi ha e soprattutto quali sono le aspettative sue, che poi alla fine è quello che paga i calciatori e paga tutti gli altri? Ho sempre detto sin dall'inizio del campionato, basta fare dell'oro dell'anno scorso. Vogliamo un profilo basso, cerchiamo di non ripetere l'annata dell'anno scorso, anche perché la Serie B è tanta roba per Crotone, pertanto cerchiamo di fare un campionato con la massima tranquillità e poi vedremo cosa arriverà. Ecco. Vediamo cosa arriverà, dice il presidente Gianni Vrenna. Sentiamo Davide Franceschello per il presidente. Presidente, buonasera. Mi piace seguire molto la sua squadra, quindi la seguo molto volentieri. Ieri anche perché c'è un legame che comunque lega le due tifoserie, le due città. E ieri ho visto, come accennava lei, come ha detto l'allenatore Stroppa, ho visto un grande Crotone. Praticamente la Cremonese ha giocato solo in contropiede. Purtroppo, magari come dice lei, è mancata un attimino là in cinismo e in cattiveria un po' quello che sta succedendo al Cosenza, però la domanda è questa qua: posto che queste sono le basi, cioè il Crotone sta facendo un campionato importantissimo a partire dalle qualità che abbiamo già visto nel finale dello scorso campionato, quindi sta lavorando sulla stessa scia dello scorso anno. Nel momento in cui
Maxi Lopez diventerà il giocatore che tutti conosciamo dell'Udinese e del Milan, perché ancora oggi gioca da fermo e già da fermo mette in difficoltà gli altri. Quando questo giocatore diventerà quello che conosciamo, dove potrà arrivare questo Crotone? Questo non lo so, poi saranno i risultati a dircelo, però in ogni caso lì davanti abbiamo Simi, abbiamo Vido, abbiamo Mustacchio, Lopez, no, Mustacchio è più un esterno, abbiamo Nalini che dovrebbe rientrare anche a breve, pertanto lì in avanti siamo diciamo ben messi, con la speranza però di poter mettere la palla dentro, perché anche con l'Empoli abbiamo sciupato una grande occasione, molte occasioni sciupate purtroppo, e ci ritroviamo poi alla fine con 2 partite in casa, con 2 punti, dove secondo me meritavamo molto di più, ecco. Pippo Gatto, vuoi chiedere qualcosa al Presidente, sì, così lo liberiamo? Buon pomeriggio Presidente. E questo secondo me il Crotone ha già dimostra, l'ho visto diverse volte, non solo nel derby. Il Crotone ha una grande personalità e un grande centrocampo, soprattutto manca qualcosa ancora nel senso di come dire, preparazione, perché ancora c'è qualche giocatore che ancora non è al top della condizione, però a mio avviso con quell'attacco lì davanti farete e state facendo già cose importanti. È vero, a inizio campionato accade quello che è accaduto ieri a Cremona, trovi la squadra come dire, sgamata, che sa che ancora non è al top e prova a saltarti tutto il tuo gioco, palla lunga e cercare l'attaccante per fare il gol. Però a mio avviso il Crotone già sta dicendo la sua e sta mostrando i muscoli, nel senso che io la vedo fra le prime 6 nel campionato. È una considerazione. Sentiamo il Presidente la risposta. Grazie per la stima. Tenete presente che in questa squadra stanno mancando giocatori importanti. Assolutamente sì. Abbiamo la perdita di Spolli, che per noi era un punto di riferimento dietro. Lo stesso Curado. Ci è venuto a mancare Messias, non so se lo state seguendo come il nostro brasiliano, come calciatore, voglio dire no. Diciamo per il gioco di Stroppa è uno che ha tanta fantasia e tra l'altro è importante anche nel momento in cui lui gioca, no? Mettere nelle condizioni gli attaccanti di segnare. Lo stesso Nalini. Spero quanto prima di avere la squadra al completo per cominciare, ecco, no? Non rimpiangere poi alla fine questi brutti risultati che sconfitto pareggi in casa che non fanno bene, dico, alla classifica del Crotone. Conosce le condizioni di Barberis, Presidente? Che si è fatto male ieri. Pronto? Pronto? Sì, Presidente, chiedeva il collega Franceschello le condizioni di Barberis. Come sta Barberis? Barberis oggi, siccome riprendono oggi pomeriggio, intorno alle 17, perché giochiamo alle 21, vedremo se è nelle condizioni di poter giocare. E domani Crotone-Juve Stabia, questi Juve Stabia ho visto qualche highlights, non meritava onestamente questi 5 gol contro Vasco in casa. Ma infatti non bisogna cullarsi assolutamente sul fatto che abbia perso in casa il 5-1, anche perché ho visto Perugia-Juve Stabia, diciamo lì la Juve Stabia ha pareggiato, non ha fatto male a Perugia, pertanto assolutamente da prendere in grande considerazione come incontro, da non sottovalutare, perché sennò faremo un grande errore. Vero, e grande rispetto per tutti gli avversari. Grazie al Presidente Gianni Vrenna del Crotone, in bocca al lupo per domani per Crotone-Juve Stabia. Grazie ancora. Grazie. Ha fatto la stessa partita del Crotone. Prego Davide. La Juve Stabia ha fatto la stessa partita del Crotone, io ho avuto modo di seguirla perché questo risultato naturalmente mi ha suscitato curiosità, ma se c'è una squadra che ha giocato è stata esclusivamente la Juve Stabia. Occasioni su occasioni, poi al primo contropiede all'inizio del secondo tempo con Da Cruz la squadra ha completamente mollato e ha preso gli altri 4 gol. Probabilmente secondo me il Crotone è andato a Cremona pensando di trovare quella cremonese che sta soffrendo, ha sofferto le prime 3 partite, dobbiamo dire. Però te l'ho detto, anche perché, perché amalgamare tutti questi nomi, metterli insieme, appena arrivati, stessa situazione del Cosenza,
sono stati bravi alla fine, perché probabilmente l'avranno interpretata come squadra in crisi, ce la giochiamo un po' con questo centrocampo, con questa grande densità, e ovviamente sono stati più bravi loro, perché 2 lanci lunghi, 2 gol alla fine. Allora Antonio, vogliamo andare a sentire quello che ha detto Braglia. Tu c'eri stamattina insieme a me a Pippo, vediamo quello che ha detto in conferenza stampa questa mattina Piero Braglia. Torniamo al Cosenza, proprio alla vigilia di Cosenza-Livorno, domani sera Stadio San Vito Marulla alle 21. Grazie Leonetti. Io penso sia più un fatto di attenzione che fisico. Io penso che noi, quando riteniamo che le partite ormai sono finite, poi ne buschiamo. Col Pescara, secondo me, già come abbiamo fatto il gol del pari abbiamo smesso di giocare. Infatti loro, che avevano subito per quasi tutto il secondo tempo, hanno riniziato a palleggiare e noi scontati. Con la Salernitana, se era ancora negli spogliatoi, abbiamo preso un gol dopo 2 minuti che siamo rientrati, e a Benevento al 93esimo non puoi prendere un gol in quella maniera, perché l'unico che ha urlato e se ne erano accorti era Perina e Corsi. Corsi l'errore marginale, perché in quell'area, io l'ho contati, ho la foto, erano 9 di noi, 3 o 4 di loro. Se vai a analizzare le gare, minimo dovevi avere 4 punti, se era a metà classifica, invece di essere in fondo come adesso, perché nessuna delle squadre con cui noi abbiamo giocato contro ha meritato di vincere con noi, e questo è un dato di fatto. Sì. Ok, allora stavo guardando un attimino, Stella è sempre, come dire, puntuale sui social. Abbiamo ascoltato Braglia, in effetti avevamo già anticipato quello che aveva detto, o no Antonio? Dice eravamo 9 lì, però dice sì, potevamo parlare di una squadra a metà classifica, perché nessun avversario ha messo sotto il Cosenza. È stato chiaro? Assolutamente, per quello che si è visto. Se in 4 match fossero arrivati 4 pareggi, nessuno avrebbe detto nulla. Se il Cosenza avesse battuto la Salernitana, aggiungo io, nessuno avrebbe detto nulla. Il Cosenza si ritrova a un punto in classifica senza appello, perché in questo caso l'appello non c'è. Domani sera invece introduciamo questo Livorno. Sì, un Livorno che è passato al 3-4-3 con Breda, che sembra aver trovato la quadratura del cerchio con questo modulo tattico. Dalle parole che ha detto Piero Braglia, riferendosi ai Labronici, non sembra che dia, non dico considerazione, perché è giusto tenerla in giusta considerazione tutti, dico io, però è consapevole del fatto che il Cosenza può dire finalmente la sua, può conquistare questi 3 punti. Andiamo a parlare del sistema di gioco, del famoso modulo. Il famoso modulo. Ha risposto lui a 3? Lui lavora su 3 moduli, Franco, inutile che ci giriamo intorno. Una domanda fatta al collega Mitilieri, esatto, eccetera. Il 4-3-3, il 3-4-3 e il 3-5-2. Questi 3 moduli sono quelli che il Cosenza propone di volta in volta a secondo delle qualità migliori in quel momento dei calciatori, sì, che lui ritiene di utilizzare, e sicuramente anche in base all'avversario, perché Braglia è uno che non lascia nulla al caso. Roberto Chiuzzi è il suo braccio destro, ma non solo come dire, nominalmente, anche fisicamente direi io, perché lui che studia gli avversari, DVD su DVD, ore ed ore di lavoro, sì, davanti al monitor, e quindi si sa tutto degli avversari. Spesso e volentieri Braglia va detto, noi sappiamo tutto dei nostri avversari grazie al lavoro che fa Roberto Chiuzzi, e si sa anche tutto quanto del Livorno, quindi, nel ventre del San Vito. Quindi 3-4-3 pure Cosenza o 3-5-2 ancora? Secondo me farà 4-3-3 invece. 4-3-3, che lui ha parlato della difesa a 3 stamattina. Belatamente. Boh. Per me è un 3-4-3 o un 3-5-2, una delle due. Sentiamo Franceschello e poi Pippo. Ho visto la partita, naturalmente pure la partita del Livorno. Che impressione hai avuto? Non sono tanto convinto che loro continueranno con il 3-4-3, perché secondo me... Allora tornerà al 3-5. La difesa a 3 è sempre quella dell'anno scorso. Diversi moduli, 3-5-2, diversi moduli, perché ritengo che lui abbia giocato un po' sul turnover, perché non hanno giocato, sì, né Raicevic né Brignola, sì, sì. Quindi è un organico, innanzitutto una squadra molto tosta, perché i vari Luci, insomma Gazzi, Luci è un bel centrocampista, la difesa, il portiere Zima, è una squadra molto tosta da tenere in considerazione, e venderà al cala la pelle.
Però sono convinto che potrebbe cambiare, non è detto che cambia, proprio perché secondo me i giocatori come Raicevic, Brignola in questa squadra possono fare la differenza. Loro ha giocato contro il Pordenone con un 4-3-3, quindi con Marsura, Marras e Mazzeo centrali, perché secondo me voleva dare un po' di riposo, come ha fatto anche Braglia ai giocatori. Quindi è tutto da scoprire. Il modulo di un Livorno a cui bisogna fare molta attenzione, bisogna stare molto attenti. L'unica cosa come cabala che mi soddisfa da questo punto di vista è che giochiamo contro Marras, che era nel Trapani e ha sempre perso con il Cosenza. Benissimo, sentiamo Pippo allora. Statistica. 3-4-3 comunque, non 4-3-3. 3-4-3. Prima detto 4-3, è scappato. La difesa a 3 secondo me... loro hanno preso 5 gol in campionato, probabilmente tu ne hai presi 4, le difese bene o male coprono, anche perché a centrocampo c'è Luci e quest'altro Ragazzi che ha fatto addirittura gol, e c'hanno quel Porcino che sulla sinistra, ex Catania, ex Regina, Morganella, quando è in vena, Morganella era a Palermo pure. Esattamente, quando sono in vena, insomma, sugli esterni sono pericolosi. Bisogna vedere, però il Livorno è uscito con la prima vittoria giusto domenica, se no sta avendo pure loro un campionato, 0 gol, 0 punti. Un campionato disastroso, assolutamente. Questo Porcino, se non ricordo male, Pippo, sono gli unici 2 gol che hanno fatto nella partita col Pordenone, che in quel momento non avevano mai segnato, quindi bisogna stare un po' attenti e vedere i numeri. Certo è che non siamo noi a dirgli mister Braglia, guardati che ci sta Mares, che ci sta, come si chiama lui? Mazzeo, Marsura, tutti conosciuti tra altre cose, però sono giocatori che se stanno in area fanno qualcosa, fanno. E l'arbitro, guarda caso, vi diamo una curiosità, Stella, è lo stesso dello scorso anno. Vediamo se la videata, Ross si chiama. Sì, relativa alla quinta giornata di andata del campionato di Serie B KT. Vediamo l'arbitro. Se lo abbiamo, vai avanti. Io continuo Eccolo a leggere. Cosenza Livorno sarà diretta dal signor Riccardo Ross di Pordenone. Mentre Baroni dirigerà Crotone Juve Stabia. Esattamente, coadiuvato dagli assistenti signor Vito Mastrodonato di Molfetta e signor Riccardo Anna Loro di Collegno. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria. Praticamente sono le designazioni dell'anno scorso. Pigliate e riportate bravissimo, le designazioni dell'anno scorso sono Ross 1-1, gol di Tutino e pareggio di Giannetti, sperando che domani il risultato sia diverso. Non iniziare a parlare, Pippo, perché adesso dobbiamo andare in pubblicità, restate con noi. Grazie, che mi guardi e parte la pubblicità. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Rieccoci per la terza ed ultima parte di Replay. Allora stavamo parlando di questo Cosenza Livorno, lo ripeto ancora una volta, così come Crotone Juve Stabia. Domani sera si giocherà per questa infrasettimanale alle ore 21. Pippo, stavi parlando, ti stava dando voce, pensieri e parole Stella, però ti ha bloccato perché sennò tu vai oltre la pubblicità. Vai oltre la pubblicità. Allora, cosa vuoi aggiungere tu su Cosenza Livorno? Domani sera tutti al San Vito, arrivano un sacco di messaggi da parte dei telespettatori. Fare corpo unico, sinergia? Assolutamente sì, il mio messaggio è proprio questo, voleva essere l'invito ad essere tutti quanti domani sera al campo, perché il Cosenza, guardate, merita non solo il pubblico ma anche e soprattutto il sostegno. In questi momenti c'è bisogno ovviamente del 12° uomo e il Cosenza, visto a Benevento, è un Cosenza che fa ben sperare, anche perché l'organico del Cosenza rispetto allo scorso anno, lo ribadivano anche i colleghi, è di qualità stratosfericamente superiore, con tutto il rispetto per i giocatori dell'anno scorso, per carità. Vabbè, c'è Tutino, Palmiero, Embalo. Ti rendi conto in altre parti magari era un po'... anche qualche giocatore fa difficoltà a inserirsi in questa squadra dove ci stanno elementi veramente di spicco che danno qualità. A mio avviso c'è bisogno di stare insieme e di spingere la squadra. Domani è martedì, si gioca mi pare alle 21 e quindi c'è tutto il tempo di lasciare il lavoro, andare al campo. Ovviamente c'è una partita da vedere e poi in notturna, come dire, fino ad oggi abbiamo giocato con il caldo, con il fresco probabilmente qualcosa cambierà, oggi anche con l'oscuro, forse qualche giocatore non lo vedranno.
Pippo, oggi fa caldo però, c'è un'afa incredibile. Sì. Davide, mi vuoi dire qualcosina tu, oltre a quello che ha detto Pippo, naturalmente anche sul Crotone, come lo rivedi dopo la sconfitta, il Crotone come potrà reagire a tuo avviso? Ha perfettamente ragione il presidente del Crotone, non bisogna assolutamente sottovalutare la Juve Stabile, come dicevo prima ha giocato benissimo contro l'Ascoli. Purtroppo il calcio è così, poi basta una disattenzione e si perde la testa. La stessa cosa l'invito, ma questo non c'è bisogno perché Braglia sa benissimo come educare i propri giocatori, come portarli all'attenzione. Penso che adesso sia arrivato il momento effettivamente di cogliere i frutti del lavoro che è stato fatto, cominciato da luglio. Un plauso a Braglia che sa sempre gestire molto bene i giocatori. Sciaudone non ha giocato a Benevento, ha giocato quei 10 minuti, adesso ritornerà più in forma di prima. Penso proprio di Questo sì. turno abbiamo 25 giocatori più o meno tutti allo stesso, compreso il terzo portiere, tutti allo stesso livello, quindi possono intercambiarsi l'uno con l'altro e mantenere tutti lo stesso Grazie, aggiungo una cosa, che domani non saranno tra i convocati, lo ha detto anche Braglia questa mattina in conferenza, ve l'anticipo io, Litteri, dal quale si aspetta ha cominciato a correre diciamo, fare giri di campo, ad allenarsi a parte, e Schiavi, ex, come diceva Davide Franceschello, capitano per lunghi 7 anni della Salernitana, che ha accusato anche lui un problema muscolare, si spera di vederlo in campo, di vederli in campo entrambi quanto prima. Allora Antonio, no? Assolutamente sì, invece torna Cone che è stato punito a Benevento. Sì, torna Cone, esattamente, sì. Quindi un'esclusione dai convocati e dalla partita di natura disciplinare. Disciplinare Cone, sì. Braglia è sempre, l'anno scorso era successo pure con qualche altro giocatore, stamattina l'ho ribadito in conferenza stampa. Vabbè, quelli dovrebbero essere l'importante è mantenere la calma, quindi keep calm. E pazienza. Qualcosina sul Crotone prima di andare ad introdurre la Serie C, e dico ad Enzo Leonetti di proporre subito i risultati della Serie C. Qualcosa sul Crotone? Il Crotone ha l'opportunità, anzi ha la stessa opportunità del Cosenza, vincere davanti ai propri sostenitori e rilanciarsi in classifica. Allora, Serie C, ha detto qualcosa di importante la Regina, ha vinto per 2-0 il derby contro la Vibonese, ha perso il Catanzaro invece in trasferta per 2-1, mi pare che abbia giocato a Viterbo, sì, esattamente. Il Rendi ha pareggiato per 1-1 contro il Teramo, che è una formazione Tedino abbastanza agguerrita, forse a leggere le cronache, a vedere gli highlights avrebbe meritato qualcosina in più, però è stata scalta la formazione di Angelo Andreoli, che salutiamo, che ha conquistato il primo punto. Allora Stella, vuoi andare con i risultati per fuori della Serie C? Grazie. Ok, Avellino Bisceglie 0-1, Cavese Paganese 1-0, Monopoli batte Catania 4-2, Picerno Casertana 1-1, Regina Vibonese 2-0, Rendi Teramo 1-1, Rieti Potenza 1-1, Sicula Leonze Ternana 1-2, Viterbese batte Catanzaro 2-1, Francavilla Bari 1-0. Ecco Pippo, subito vedendo questa video, lasciala Enzo questa videata, spicca subito Catania. Monopoli Catania 4-2, Catania. No, io mi riferivo all'amico nostro, no? Mi riferivo a Bruno Trocini, che ha battuto il Bari per 1-0 col Francavilla. Eccolo là, perché Bruno sta facendo veramente un bel campionato, c'ha davanti giocatori importanti tipo Vasquez, tipo Perez, che ha segnato già 2 gol, Baclé, insomma battere il Bari poi che è una corazzata. Però c'è da sottolineare quello che dicevo io, il Monopoli di Scienza che ha mandato via Roselli, il Monopoli. Assetto, ha fatto fuori il Catania, che è partito con un 6-0, 6-2 se non sbaglio nella prima partita, poi si è sciolto come neve al sole. Il Catania, che è una delle squadre date per favorite, che mi dicono da Catania ci sia qualche problema societario, qualche problema all'interno. Non mancano mai. Sì, c'è qualche problema che non riusciamo a spiegare le dinamiche interne allo spogliatoio. Adesso non riusciamo a capire che problema possa esistere, però una squadra importante, con un organico importante come il Bari, che a questo punto Cornacchini sembra che sia sulla graticola, probabilmente, anche perche arriva Vivarini. Bravo, Vivarini è un allenatore di Serie B. Con un organico del genere tu hai giocatori di Serie A, Antonucci, su tutti quanti, Frattali l'hai preso dal Parma che è in Serie A, voglio dire, tu hai un organico che non puoi perdere, ma poi perdere in casa così, insomma, fa anche male. Andiamo a vedere la classifica generale, così cominciamo a dire qualcosa prima degli highlights. Benissimo, nella classifica generale di Serie C Ternana al comando Ternana con 12 punti, a seguire la Regina con 11 punti, Potenza, Catanzaro 10, Monopoli, Viterbese, Catania, Avellino con 9 punti, a seguire Casertana, Picerno con 8 punti,
Bari, Bisceglie 7, Francavilla 6, Paganese Cavese 5, Teramo, Vibonese 4, chiudono la classifica Sicola, Leonzia, Rende e Rieti con 1 punto. E allora vogliamo andare a vedere, visto che abbiamo visto nella classifica generale, quello che è successo. Partiamo dal Rende, gli highlights di Anna Franchino, sempre di questo pareggio tra il Rende e la formazione di Tedino, il Teramo appunto, dove giocano 2 ex calciatori del Cosenza, mi riferisco a Mungo e ad Arrigoni. Grazie Leonetti. Trova il primo punto stagionale il Rende, che a razza pareggia e conquista contro il Teramo un punticino che vale oro e che salva la panchina di mister Andreoli. Un'iniezione di fiducia in vista della gara di mercoledì contro la Paganese. Il match si sblocca al minuto 41 quando Bombaci, direttamente su calcio di punizione, mette il pallone in rete lasciando immobile Savelloni. Andreoli suona la carica e nella ripresa prova a cambiare qualcosa, ma è bravo Rossini a vedere fuori dai pali Tomei e con un preciso pallonetto regala a Rende un pareggio cercato e voluto. Finisce 1-1 e per i biancorossi inizia un nuovo campionato. Eccoli qua, Pippo ha detto che per i biancorossi inizia un nuovo campionato. Anna Franchina, ha visto Rossini sì. Che bel gol, ha visto il portiere avanzato e gli ha fatto un bel pallonetto. Rieti hanno preso il primo punto stagionale alla 5ª giornata, però bisogna capire un po', sicuramente anche lì c'era in discussione la panchina del bravo allenatore biancorosso, adesso non mi viene il nome, aiutami. Andreoli. Vabbè. È amico tuo? È l'età, sì. È l'età, ormai. E allora, è un punto importante anche perché il Teramo, come si dice, è una delle compagini con il miglior organico, favorite per la lotta, però alla fine i valori escono fuori. La Ternana è una delle squadre data per vincente nella stagione. Però questa è la Serie C, attenzione, la Serie C è un pantano indescrivibile, il Cosenza ne è uscito alla grande e tutti quanti vorrebbero, soprattutto le calabresi, ripetere questo passaggio. Lo sta vedendo anche la Regina, che comunque ha fatto suo il derby con la Vibonese, però dobbiamo dire che la Serie C è questa qui, il Bari che perde in casa con la Viterbese 3-1, poi va a Francavilla nel derby e perde 1-0, insomma fa anche pensare, nonostante l'organico, che c'è qualcosa che non funziona, probabilmente alla guida della squadra, ma ricordiamoci che la Serie C è questa qui, risultati di tutti i tipi, in tutte le maniere. E allora, dunque, io direi, è arrivata adesso una notizia, lo salutiamo Franco Rossito della Gazzetta del Sud, il collega che ci ha mandato un comunicato che riguarda i medici sportivi di Cosenza che saranno impegnati dove? Eccola qua, Stella, ce l'hai tu, grazie. Sì, certo. Medici calciatori nuovamente in campo per la Final Six della 16ª Coppa Italia. Sarà la Campania ad ospitare nel prossimo weekend le partite. Sabato 28 alle 9:30 scenderanno in campo i campioni d'Italia del Cosenza e la squadra di Taranto. I pugliesi affronteranno una tra Trinacria, Palermo e Melito. A seguire i cosentini se la vedranno contro Napoli oppure Milano-Brianza. Domenica mattina a partire dalle 9:30, finale terzo e quarto posto e finalissima. La squadra dei medici di Cosenza, presieduta dal dottor Antonio Caputo e allenata dal medico sociale del Cosenza Enrico Costabile, ai recenti tricolori in Toscana si è laureata campione d'Italia. 2 le coppe conquistate nel 2013 ad Assisi e nel 2017 a Scalea, quando superò Bari raggiungendo un risultato di 2-1. E facciamo un in bocca al lupo alla formazione appunto dei medici di Cosenza, che come diceva Stella è guidata dalla panchina dal dottor, il nostro caro amico Enrico Costabile, che è anche medico sociale insieme al dottor Ippolito Bonofigli e a tutto l'alto staff del Cosenza Calcio. Quindi un in bocca al lupo e grazie ancora a Franco Rosito per averci fornito la notizia. Allora, Enzo Leonetti, la Regina, abbiamo la Regina 2-0 del Mimmo Toscano contro la Vibonese, andiamo a vedere questa autorete, il gol mi pare di Corazza. Se abbiamo la Regina possiamo andare, grazie. Conquista il terzo successo casalingo consecutivo la Regina, al quinto risultato utile stagionale, che significa secondo posto per la squadra di Toscano, ad un solo punto di distanza dalla Ternana. Nel primo derby stagionale l'11 Amaranto archivia con un 2-0 la pratica vibonese e si getta a capofitto sulla sfida di mercoledì proprio con la capolista ed ex formazione allenata dal tecnico Reggino.
Ma tornando alla gara di ieri, De Rosa e compagni con un gol per tempo superano la Vibonese di Giacomo Modica, che prova a raddrizzare la sfida ma senza sortire gli effetti sperati. Malberti con un'autorete all'11° e Corazza nei minuti iniziali della ripresa decretano un successo importantissimo che rilancia le quotazioni dei reggini. La Vibonese invece resta a 4 punti e si concentra sulla sfida del Razza con il Picerno. Cade a Viterbo il Catanzaro che frena la sua corsa perdendo punti e primato. La squadra di Auteri paga a caro prezzo un primo tempo poco incisivo con la viterbese che ne approfitta e con Volpe al 5° minuto ed Enrico al 34° si porta in vantaggio. Nella ripresa De Risio accorcia le distanze nei primi minuti e poi il forcing dei giallorossi alla disperata ricerca del pari, ma i padroni di casa chiudono gli spazi e per il Catanzaro è notte fonda. E allora abbiamo visto, grazie ad Anna Franchino, sia la Regina, Antonio 2-0 e questa sconfitta del Catanzaro a Viterbo per 2-1. Cosa vogliamo dire? Sulla Regina tutto il bene possibile, perché oltre ad aver allestito un organico abbastanza importante per la categoria, ha il manico giusto. Un manico, vale a dire Mimmo Toscano, che sa come si vincono questi campionati. Lo squalo. È lì, è un punto dalla cannibale. Il cannibale, esattamente. Mimmo Guanna all'epoca nostra, sì, non dimentichiamo anche i nostri nomignoli. Come è vero, sia a Cosenza, lo salutiamo Mimmo, sì. Catanzaro è una brutta battuta d'arresto, anche se l'organico del Catanzaro a mio avviso è un gradino sotto rispetto a quello della Regina. E per completezza, per cambi, c'è da sottolineare che ancora Denis non ha giocato nemmeno un minuto. Sì. È fermo e anche lui è tipo Max Lopez, insomma. Deve trovare la giusta forma, è chiaro, sono acquisti che potranno dare il loro contributo più in là nel campionato. Pensare che potessero darlo dal primo giorno era impensabile. Hanno preso pure il nostro Blondet, sì. Hanno rafforzato la difesa, cioè non gli fa mancare niente a Toscano il presidente Gallo. Tra le altre cose bisogna anche dire che stanno facendo una campagna mediatica non indifferente. Voglio dire, puntano molto sull'immagine, ma puntano molto anche alla qualità, perché i risultati la Regina li sta portando. Senti. Vuole fare il fortino in casa, 3/3 significa che punti tutto su questi 5.000 abbonati e 10.000 spettatori a partita in Serie C. Non si Pippo, qui mi segnalano parecchi amici questo discorso, questa diatriba che Antonio Clausi, sia tu che Antonio Nuovacosenza.com, sensazione, e questa praticamente tra Sebastiani, il presidente del Cosenza Calcio, che secondo me ha avuto ragione da vendere, a rispondere. Poi Sebastiani ha replicato per la terza volta dicendo però, dice, Guarascio dovrebbe avere un agronomo al giorno. Siccome ce lo chiedono, allora giustamente facciamo un passaggio. Ognuno non se la tiene. Non se la tiene, però secondo me è andato oltre. Anzi, meraviglia che Guarascio Sebastiani. Infatti, di solito non rispondeva mai. Non risponde mai, guarda, ma evidentemente questa volta la misura era colma. Dopo fuori le righe, quando dici che anche che mettevano il VAR, io direi il bar, perché a questo punto forse probabilmente parlava in un bar. Nel VAR i gol del Pescara erano tutti regolari. Caro Sebastiani, comprati un paio di occhiali diversi, perché il gol sulla linea non ci stava, così come il gol che è stato dato in netto fuorigioco alla tua squadra, consentimi. Cioè, il VAR è una di quelle cose, lui visto che in Lega e occupa un posto importante, si desse da fare a farlo applicare subito il VAR. Io però agirei in un altro modo. Tutti quanti abbiamo avuto modo di vedere la partita a Benevento. Il campo il terreno del Benevento, voglio dire, non è che era esaltante, era quasi peggio di quello anche lì le zone staccate. No, ma sai il problema qual è? Che adesso è diventato un classico, tra virgolette, la stessa cosa, quindi lamentiamoci pure noi quando andiamo a giocare fuori. Davide, lo dico a tutti e tre. I campi d'Italia in queste condizioni. Lo dico a tutti e tre, è diventato un classico, un paradosso, per usare un eufemismo, perché domani sera, al di là di come andrà la partita, sicuramente o Spinelli di turno o Breda di turno diranno ma il terreno del San Vito Marò, ormai siamo abituati a questo refrain. Il presidente del Verona, quindi tutti quanti, siccome è iniziato questo ritornello col Verona, fanno gli spadaccini. Bravo Pippo, bravo. E allora il presidente Guarascio ha fatto bene a dirgli quelle cose. Sebastiani sarà anche consigliere di Lega, sarà amico di chi e di come, non mi interessa, però insomma ognuno giustamente tira l'acqua al proprio mulino, perché non ne possiamo più domani sentire Breda, ma il San Vito così, Spinelli non si poteva giocare, perché questo sarà il refrain, ve lo anticipo adesso. Ma nel campo un po' meglio c'è, dai.
specie in caso di sconfitta. Sì, hai capito, insomma poi si però creano secondo me il metodo migliore è andare lì e recriminare pure noi su campi che non sono all'altezza. Benevento, Cremona. Salerno, abbiamo visto la partita di Salerno, la prima. E tant'è vero, io ho pure replicato a Mister Ventura, insomma, nessuno può vantarsi e alzarsi sul pulpito per questi campi, per un metodo secondo me che non è all'altezza. Noi avevamo un terreno di gioco che era uno dei migliori d'Italia, con un drenaggio meraviglioso, adesso tutti i campi sono in queste condizioni, uno peggio dell'altro. Bene ha fatto Guarascio a replicare, anche perché fino ad oggi questo lavorare sott'acqua non ha mai pagato, Presidente, a mio avviso, queste prese di posizioni. Io sarei felice se lei le prendesse anche con gli arbitri, dici tu? Assolutamente sì, anche e soprattutto sulla VAR. Sulla VAR c'è da fare una guerra, perché non è possibile continuare ad assistere ancora a questi discorsi, partite decise dalla VAR. Il silenzio non paga, purtroppo. In questi tempi il silenzio non paga. È vero, verissimo. Con la solita classe, con la solita Antonio, vuoi aggiungere qualcosa prima di andare a vedere il prossimo turno della Serie B? Su questo argomento credo che sia detto tutto. Benissimo, si è detto tutto. Allora Stella, Serie B, chiediamo la videata ad Enzo Leonetti in regia. Prossimo turno è quello infrasettimanale che si giocherà domani sera, giocheranno quasi tutti, mi pare la maggior parte tranne una, alle ore 21. Sì, andiamo a vedere subito il prossimo turno di Serie B. Ascoli Spezia, Cittadella Pescara, Cosenza Livorno, Crotone Juve Stabia, Perugia Frosinone, Pisa Empoli, Pordenone Benevento, Salernitana Chievo, Trapani Cremonese, Virtus Entella e poi Venezia. Bene, lasciamo Enzo, lasciamo la videata per favore, così ci parliamo un attimino sopra, vediamo quali sono gli scontri più importanti al di là di Crotone Juve Stabia e di Cosenza Livorno, che sono le due calabresi. Andiamo a vedere, caro Pippo. Perugia Frosinone non male, non male, anche perché c'è Nesta che è un ex, l'anno scorso era Perugia. Che vertice non è. Antonio, secondo te? No, io dico Pisa Salernitana Chievo? Pisa Empoli. Tu dici Pisa Empoli, uno scontro... sì, un derby toscano. Arena Garibaldi, come si chiamava? È vero, sì, si chiama ancora Arena Garibaldi, sì. Ormai Angonetani, se non sbaglio si chiama adesso sì, hanno inserito il nome dell'ex presidente. Sarà una bella però rimane per i pisani, insomma, il famoso Arena Garibaldi. Tipo il Cibali di Catania. Sì. Allora di Cosenza Livorno abbiamo parlato, così anche di Crotone. Anche normale in questo Salernitana Chievo, due squadre deluse relativamente, perché la Salernitana ha un altro rigore è andato pure lei, insomma. Deluse, 9 punti a ho capito, però come le presti 9 punti. Sì, andiamo a vedere la classifica. Come le presti 9 punti, dai. Pippo, andiamo a vedere la classifica generale, se Enzo ce la rimanda. Se Enzo Leonetti appunto ci rimanda la classifica di Serie B, andiamo a vedere le prime piazze, perché si parla di quest'entella di Boscaglia, sia il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport gli ha dedicato la scorsa settimana una pagina, quindi Boscaglia poi è un allenatore che conosce molto bene. La squadra del giorno è stata a Trapani, ha fatto bene a Trapani, quindi Benevento, da come vedo giocare, non ha grandi idee di gioco, però ha calciatori importanti che te la possono piazzare in qualsiasi momento. Sì. Vabbè, l'Entella io credo che sia una favola, una di quelle formazioni che sono partite col botto. Sull'entusiasmo del campionato. L'abbiamo vista tantissime nel corso degli anni. Io ricordo addirittura ad inizio anni 2000 il Savoia, girone di andata, primo in classifica, il girone di ritorno è retrocesso. Quindi ancora è troppo presto, Franco, la verità è questa. Ma anche il presidente della PCC, la ricordate? Gli organici prima o poi ma anche ieri sera si parlava delle varie... Nelle varie trasmissioni sportive nazionali, anche dell'Atalanta, dopo 4 turni l'anno scorso aveva 3 punti e poi è andato in Champions. Ma non solo, anche per quanto concerne il famoso gioco, adesso tutti provano a proporre qualcosa. Tra 5-6 giornate vedete come fioccheranno i 3-5-2. Sì, perché ognuno cercherà di portare a casa il punticino e poi alla fine quest'anno poi sono 20 squadre, di 1-2 punti si alzerà la media, o no Pippo? Assolutamente sì, anche perché coprirsi fa sempre un certo effetto, nel senso che 3-5-2 vuol dire che, come sottolineava Antonio, portare 5 difensori, riuscire a fare un certo tipo di cappotto alla squadra che garantisce e copre la porta. Insomma, adesso cominceremo un po' a vedere realmente il campionato, anche perché le prime sono tutte partite indecifrabili, per il semplice motivo che tutti gli organici non sono a posto, non sono a punto. Guarda Crotone, guarda Cosenza, ma guarda lo stesso Cremonese, guarda il Frosinone che entra in ritardo.
sabato, che in casa sta facendo... E dico, non me la bruciare la domanda sul Frosinone. No, però voglio dirti, pure io... Però ci sono delle conferme che fanno paura, esatto. perché Benevento e Ascoli, che sono squadre organici veramente competitivi, però sono già là siamo alla quarta di campionato, significa che ancora... sono partiti molto bene, insomma, questo assolutamente sì, con un po' di fortuna. Ma lo stesso Entella a questo punto, Virtus che già Entella, 10 punti significa ma io Entella sono d'accordo, deve fare 10 punti a 20 chiude il giro d'andata e c'ha mezza salvezza in tasca, no? È così. Allora io vorrei fare, siamo nei minuti finali, caro Antonio, una piccola parentesi per la Morrone, per la quale tu giustamente ogni volta che sei qua una puntatina la dobbiamo fare, se poi ci mandi qualche filmatino lo facciamo vedere con grande piacere, così, perché ce ne sono tanti tifosi della Morrone. Vediamo un po', cosa ci puoi dire del campionato della Morrone? Un campionato dove dopo... Ecco, dici qualcosa, fai capire ai telespettatori, chi sono le squadre forti? Ci sono, allora, rispetto all'anno scorso... Dove diciamo intanto il campionato. Sì, l'eccellenza. L'eccellenza, benissimo. A differenza dell'anno scorso, dove vi era un ammazzacampionato che era il Corigliano, quest'anno vi sono formazioni che hanno livellato verso l'alto questo torneo. Sì. La Morone è partita bene, è partita con un pareggio in casa del San Biase, che è una delle formazioni più accreditate, ha vinto contro il Sersale e ieri ha giocato a San Luca perdendo per 1-0, a margine comunque di una partita ben disputata, maschia, molto cordiale, l'ospitalità dei dirigenti del San Luca, assolutamente sì. La partita in campo è stata chiaramente quella che è stata. Terreno di gioco? Perfetto. Assolutamente perfetto. Erba? In erba naturale. Naturale? Sì, erba naturale. È un bel impianto a San Luca, una tribuna da 1000 spettatori, era in gran parte gremita. Guarda, non lo sapevo, devo dire che non ero a conoscenza. Coperta, nemmeno io conoscevo diversi impianti, ad esempio il Mimorenda di San Biase è un impianto davvero avventuristico, perché vi è una pista atletica, vi sono una tribuna anche qua coperta, spogliatoi all'avanguardia. Quindi mi stai dicendo queste squadre che lottano per la vittoria? Almeno all'inizio è la Reggio Mediterranea, che sarà ospite sabato della Morrone in diretta televisiva, anticipo in casa della Morrone, all'Academy, che ha una tribuna nuova, è stata costruita totalmente a spese della società ed è stata intitolata, dedicata soprattutto a Marco Calderaro, il ragazzo che è scomparso tragicamente quest'estate. Grazie grazie per averci detto qualcosina anche sulla Morrone, in bocca al lupo alla Morrone. Salutiamo Marco Chiappetta e tutti gli amici, dirigenti, presidente e quant'altro. E allora Stella, siamo in saluti finali anche per oggi, è volata questa trasmissione. È volata, però ci vedremo giovedì, ancora una volta, ricordiamo il nostro appuntamento giovedì speciale in diretta alle 15, appuntamento speciale con replay. Continuate a seguire Tele Europa Network. Ringraziamo i nostri ospiti in studio e il coordinatore della trasmissione Franco Segreto. Grazie a Pippo Gatto. E grazie a voi, non vi dimenticate Anteprima Sport, sempre su Tene 12:30, replica 19:30, non mancate, mi raccomando. Venerdì. Grazie al nostro collega Davide Franceschelli, siamo vicini in tribuna stampa, adesso stanno facendo una tribuna, poi chissà dove ci manderanno. Grazie naturalmente ad Antonio Clausi e di Cosenza Channel. Salve a tutti. Da parte mia e da parte di Stella, ci vedremo naturalmente giovedì alle ore 15 con speciale replay. Arrivederci.